per parlare di maestri. Prima domanda che mi viene da riporti, Gigi, è perché hai scritto la storia di Mestre? In fondo l'abbiamo già fatto in maniera diversa Sergio Barizza, se ne era occupato Stevanato, il centro studi storici Brunello, era poliziato. Perché hai sentito questo desiderio di fare una storia che peraltro, sono il primo io a riconoscerlo, è diversa dalle altre perché è una storia fatta con l'occhio del giornalista? Allora, ringrazio intanto Vittorio per questo excursus che è sinceramente esauriente, esaustivo e ha toccato anche alcuni temi caldi del libro, diciamo. Praticamente il libro si conclude proprio, è uscito nel 2017, però come narrazione arriva fino ai 100 anni di Porto Marghera con le manifestazioni che si sarebbero fatte poi ad inizio 2018. Per cui è un libro ancora attualissimo e nelle ultime pagine si parla proprio delle diatribe che sorsero fra autonomisti, il sindaco Brunaro che si opponeva all'attuazione del referendum e Luca Zaia della regione che invece era favorevole al referendum. Praticamente il libro arriva alla soglia di questa questione. E mi chiede Vittorio perché la storia di Mestre. La storia di Mestre non mi passava neanche per la testa di farla, appunto perché esistevano già alcune storie di Mestre, tra le quali quella di Sergio Barizza, storico e archivista del comune, è sicuramente la più, non dico completa perché adesso gioco per me, la più completa è la mia. E poi spiegherò anche perché, ma forse la più dettagliata punto per punto eccetera, ed è un gran bel libro e io quando mi sono accinto a scrivere questo libro ho chiaramente attinto a quanti di Mestre avevano già scritto, quindi i citati Stevanato, Barizza, Brunello e anche altri, e anche altri che non avevano scritto di Mestre ma avevano scritto porzioni di storia mestrina. Per esempio c'è un libro della Savogin che è Mestre in grigio-verde, cioè quindi Mestre negli anni della guerra. Ci sono dei saggi scritti da altri, saggi brevi, dai quali ho attinto delle cose che non appaiono in alcuna storia di Mestre, per cui l'originalità di questo libro è anche quella di portare alla luce dei personaggi di cui altri hanno scritto ma forse non hanno capito l'importanza o anche la curiosità che poteva rivestire questo personaggio, e io li ho portati alla luce, per cui qui dentro chi avrà voglia di leggersi questo libro troverà tante cose che non sono inedite ma che non trova in giro, perché i saggi, che ho una bibliografia lunghissima di 5-6 pagine, i saggi che ho avuto modo di reperire io non sono tanto reperibili neanche nelle biblioteche, insomma ho lavorato molto per arrivare alle fonti di questo libro, per cui è un libro sicuramente esauriente della storia mestrina e, come sottolinea Vittorio, e io lo confermo per quanto sia io l'autore, è un libro scritto in maniera leggera, molto discorsiva, molto divulgativa, che si legge quasi come un racconto. In effetti questo libro è il racconto della storia di Mestre. Perché l'ho fatto? Bisogna risalire alla presentazione di un altro libro del dermatologo Tony Serena, che è stato molto conosciuto a Mestre e che è scomparso mi pare l'anno scorso, purtroppo all'età di 90 anni e qualcosa. Lui presentò un suo libro con nome e cognome A Marcord di un mestrino. In sede di presentazione, io c'ero, disse: a questo punto servirebbe che qualcuno scrivesse, perché non c'è e non c'era allora, la storia della Mestre recente, cioè quella dall'avvenuta fusione con Venezia ad oggi. E in effetti non c'era, perché il libro di Barizza
ripeto, per quanto scrupoloso, meticoloso, eccetera, si ferma al 26, e giustamente si ferma al 26, perché dal 1926 in poi Mestre come città, come comune, non esiste più, diventa una frazione, una frazioncina, diciamo, e poi alcune cose vorrei sottolineare, ma le sottolineo un attimo dopo, sempre stando in argomento, per cui Barizza conclude la storia nel 1926. Altri libri arrivano, anche perché scritti all'epoca, arrivano agli anni 60, per esempio Stevanato parla dello sviluppo industriale, delle prime anche lotte degli operai, eccetera, ma si ferma lì. E cosa succede? Che sul suggerimento appunto del dottor Serena, che disse servirebbe che qualcuno scrivesse anche questa parte di storia mancante, ci stavo pensando anch'io, però l'ho fatto in un altro libro che è edito per Mazzanti, che è una serie di racconti che basandosi su fatti realmente avvenuti raccontano la storia di Mestre, ma romanzata, questa non aderente a fatti eccetera. Quelli erano racconti. Lo propongo a questo editore qua, che è Biblioteca dell'Immagine di Pordenone, un editore molto valido e attento e che pubblica solamente libri di qualità, e quindi ha pubblicato anche questo, che legge quell'altro libro e mi dice: questo mettiamolo un attimo da parte, e visto che conosci la storia di Mestre, mi dice: fammi la storia di Mestre, perché io di fronte a un impegno così consistente, e avendo già recepito che lui aveva già pubblicato storie di città molto quotate, diciamo, in Italia, Siena, Venezia, Torino, la storia del Vaticano, Trieste, Como, Roma, poi ha fatto Genova e altre ancora, per cui sarei stato in buona compagnia. So che adesso sta per uscire Belluno, sta per uscire L'Aquila, quindi la serie continua ancora. Ci ho pensato una settimana, ne ho parlato con mia moglie che mi ha detto: ma in dialetto non ti vorrà mica dire che no, e a quel punto ho risposto all'editore e mi sono messo di impegno a scrivere questo libro. Ripeto, ho attinto molto alle tantissime fonti o consistenti o di poche pagine che si riferiscono a Mestre. Per la storia più recente ho attinto ai quotidiani e anche alla memoria personale, e quello che considero la differenza che fa questo libro è sostanzialmente, cioè, porto l'esempio di altri libri che ho letto di questa serie, per esempio Storia di Vicenza, Storia di Torino, quando arrivano al 2000, dal 2000 al 2015, 2018, 2020 diventano molto vaghi, molto, per esempio quello di Torino parla dello sviluppo della Fiat, del cambiamento politico a livello regionale, e finisce lì. Io invece ho voluto proprio raccontare la storia compiuta di Mestre, evento per evento, personaggio per personaggio, fino al settembre 2017. Il libro è stato presentato il 30 settembre 2017, il giorno dopo la festa di San Michele, e vi garantisco che per presentarlo il 30 settembre è stato chiuso in tipografia i primi di settembre, e io gli ultimi giorni di agosto ero ancora che chiamavo la tipografia per portare le ultime modifiche, per renderlo aggiornato all'ultimo momento, ed è questo il pregio. Per cui il libro è nato così, e credo che sia stato un buon libro all'interno di questa collana Storia di città voluta dall'editore. E qui apro una parentesi che mi consente anche di andare sull'argomento. Allora, ho citato le storie di città, ho citato Torino, Milano, Roma, Vicenza, Aquila, Belluno, Siena, eccetera. Cosa
cosa traspare di fronte a questo elenco? Che tutte le città che fanno parte di questa collana, e c'è anche un precedente storico di cui parlo nel libro, sono tutte città che sono almeno capoluogo di provincia, e mi pare che siano tutte almeno capoluogo di provincia, se non di regione, eccetera. Mestre, al di là che non è comune, è la sola frazione presente in questa collana di città, di storia di città. Ripeto, c'è un precedente che è un precedente importante perché avviene solo 2 anni prima della fusione amministrativa, nel 1924. Nel 1924 la casa editrice di Milano Sonzogno, una delle più prestigiose allora e forse ancora adesso, la Sonzogno pubblica a fascicoli che uscivano nelle edicole, fascicoli settimanali, le 100 città d'Italia. Per cui comincia da Roma, con i primi 2 fascicoli, poi il terzo è Milano e via via via. Sbaglio di poco, comunque il 17° fascicolo deve essere stato Verona, il 19° era Padova, il 20° Treviso, il 21° era Mestre. Mestre allora era ancora comune. Comunque la casa Sonzogno aveva deciso di inserire Mestre, città popolosa del nord-est del Veneto, vicina a Venezia, popolosa, attiva, che l'anno prima, nel 1923, aveva ottenuto dal re Vittorio Emanuele III il titolo di città, con la facoltà di mettere il titolo di città, l'emblema di città nel gonfalone, e quindi nel 23 Mestre ottiene il titolo di città, nel 24 entra nel novero delle 100 città d'Italia, pubblicazione ripeto di Sonzogno, e 2 anni dopo, anzi 1 anno e mezzo dopo, nell'agosto 26 questa città non esiste più.